Sarà una partita differente comunque rispetto a Cittadella sicuramente. La promessa di mister Sullo alla vigilia dell'esordio di campionato per il Padova, alla retrocessione, l'amaro ritorno in Lega Pro, si è aggiunta la sconfitta in amichevole con il Cittadella. Domenica, con la trasferta in casa della Virtus Verona, vedremo un Padova diverso, assicura l'allenatore, più grintoso, preparato e determinato. Obiettivo portare a casa 3 punti e iniziare bene il campionato. I biancoscudati, rinforzati in tutti i reparti con gli acquisti di questi mesi, negli ultimi giorni si sono allenati con intensità e attenzione. Io ho avuto la sensazione che la squadra voglia fare prestazione, voglia confrontarsi. E via via che si sta avvicinando la partita, gli allenamenti sono sempre più di attenzione e di cura del particolare, quindi questo mi fa prospettare la voglia di fare prestazione. La formazione che affronterà la Virtus Verona, il mister ce l'ha già pronta al 99,9%. In campo sicuramente ci sarà Minelli, questo è l'unico nome svelato. I misteri invece aleggiano sul modulo. La partita e il campo, ha detto Sullo, portano a delle modifiche in corso d'opera. Il cambiamento non mi preoccupa, come devo dire, cioè nel senso noi abbiamo la possibilità di fare 5 cambi e quindi questa è una risorsa. La partita viene giocata in 16 e dura 90 minuti e vanno sfruttate tutte le risorse che ci sono.